Non sempre i campioni, i super favoriti, sanno ripetersi. Come dimostra Brasile 2014, i pronostici vengono smentiti dal campo. Il fattore Opalla, la dea del calcio, capace di tutto, mixato al concetto che il calcio non sarà mai una scienza esatta. Succede che al torneo Marino Bigotti, in corso di svolgimento sul green del parrocchiale di Cormons, accada di tutto. I pluricampioni de Gigiotto e Polencic, la squadra da battere, inciampa nelle prime due gare. Sconfitta secca senza appello all'esordio contro i donatori e sconfitta ai rigori contro la Pergola AM Autotrasporti. Due gare, lo stesso copione. Il tiki-taka non convince, anzi, oltre alla noia, non porta più i frutti. Gli avversari lo sanno e applicano il codice Rocco, quello de El Paron per capirse. Infilano con classiche ripartenze e scambi secchi in diagonale la fortezza dei campioni. Nota positiva del torneo, lo studio Mauri, capace di rimontare per 2 volte e vincere dal dischetto le gare fin qui disputate. Sul match di giovedì però c'è da ringraziare l'attaccante della Danieli Bergomas. Il puntero in maglia blu è riuscito dove nemmeno lo sciagurato Egidio osò. Il duo tecnico Bevilacqua-Feresin, affiancati dal team manager Edo Mauri, hanno saputo chiudere le due pratiche come bravi esperti, pro domo sua, del risarcimento. Sembravano morti, incapaci di colpire e poi zac, il golletto dove te lo metto. Una outsider tutta da seguire. Occhio alla new entry Pasticceria Tondon. Il general manager e patron, Renato, ha dato carta bianca a quella vecchia volpe di Roberto Bevilacqua, il quale perde il pelo, ma non il vizio di costruire e plasmare equip sempre di primo ordine. Un calcio tattico costruito secondo le esigenze ferree del calcio a 5 o futsal de sala, bailato al modo e al momento giusto. Siamo sicuri di una cosa, lo spettacolo e le sorprese da qui alla fine non mancheranno.